Grazie al dottor Montana per essere venuto da Catania, è arrivato questa sera a Treviso, domani mattina so che avrà un incontro anche con i vostri studenti del Manzini. Grazie per questi incontri organizzati qui a San Daniele. Io sono di Udine e so che è sempre importante venire qui da voi per parlare di questi argomenti. Un anno fa mi capitò con un giornalista, Pino Magnacci, che lei conosce molto bene. Quindi queste sono realtà che accadono in Sicilia, ma che evidentemente ci interessano molto da vicino, perché sono testimonianze che poi noi ascoltiamo con grande interesse. I filmati che avete visto li trovate su YouTube, soprattutto il secondo è un lungo filmato che dura una trentina di minuti della Polizia di Stato, dove racconta le storie di Peppe Montana, dell'agente Roberto Antiochia e di Ninni Cassarà. Prima avete visto altri personaggi vittime della mafia. Le vittime della mafia siciliana, da quello che ho visto, sono in questi ultimi decenni, fino soprattutto al 2000, 5.000, circa 5.000, non considerando quelli uccisi all'interno delle cosche, quindi un numero elevatissimo. Il dato dei morti non è mai fondamentale, però ti dà una dimensione, molti di più di quelli delle morti che si registrarono durante il risorgimento nelle guerre di indipendenza, giusto per darvi un'idea. Dei personaggi che abbiamo visto all'inizio, praticamente solo uno non è siciliano, ed è il generale Dalla Chiesa, che era piemontese. Gli altri sono tutti siciliani, quindi questo non significa che le vittime della mafia siano tutte siciliane. Poi se voi conoscete la storia ne trovate parecchi anche soprattutto tra gli agenti di scorta, tra i carabinieri, però diciamo che un'altissima percentuale delle vittime di mafia sono siciliani uccisi da mafiosi, quindi c'è anche questo aspetto che è noto, però che va continuamente ricordato. Beppe Montana, la famiglia del dottor Montana, era originaria di Agrigento, no? Ecco. E quindi una cosa che stupisce è questo: in zone così complicate, così difficili, dove la vita vale o valeva veramente poco, trovi dei personaggi come Falcone, come Borsellino, che hanno dedicato con un altruismo incredibile, sono stati veramente, come si suol dire, servitori dello Stato, con un senso della legalità fortissimo. E da questi personaggi anche noi friulani, che insomma abbiamo un certo rigore, una certa severità, o meno vogliamo essere, abbiamo veramente tantissimo da imparare. Quindi zone estreme dove lo Stato effettivamente non c'è, anzi lascia soli i suoi uomini migliori, c'è però chi deliberatamente sa di rischiare la vita per tutto questo. La serata di stasera la possiamo dividere in due momenti, penso, perché c'è un aspetto, il ricordo del fratello di una delle vittime di Beppe Montana, e quindi lì rivivremo un attimo che cosa è stata la Palermo e la Sicilia, soprattutto tra anni 70 e anni 80, e poi fino alle stragi, alle morti di Falcone, di Borsellino, nelle stragi di Capaci e di Via D'Amelio. Poi tutto un po' sicuramente è cambiato. E poi c'è l'aspetto dell'attualità, che è un po' il tema della serata, cioè il dottor Montana è un funzionario pubblico, dipendente della regione Sicilia, vive a Catania, cioè non c'è più violenza probabilmente, sicuramente in Sicilia noi non abbiamo più notizie di uccisioni o di emergenze come appunto negli anni 70-80, però evidentemente la mafia c'è ancora, non è che sia sparita, è un problema anzi che si sta diffondendo. Recentemente proprio qui in Friuli è uscito un libro, La mafia nord-est, scritto da 3 giornalisti, uno dei quali di Udine, Lona De Francisco, dove mette in luce questi aspetti, una mafia quindi non clamorosa, che non uccide, però che c'è e che evidentemente si manifesta in altre forme. Quindi un funzionario pubblico come il dottor Montana ci racconterà qual è il suo tipo di esperienza nei confronti di questo nuovo tipo di mafia. Però il ricordo da cui noi vogliamo partire in questa parte iniziale della serata sarà dedicato agli anni 80. Beppe Montana era il capo della sezione catturandi, se non sbaglio, cioè colui che doveva, infatti l'abbiamo visto in un'immagine dentro un covo della mafia, doveva catturare i latitanti, ed è un momento fondamentale
è il momento in cui il giudice Falcone raccoglie le rivelazioni di Tommaso Buscetta e quindi parte quella fase storica, epocale che fu il maxi processo, quindi decine, centinaia di ordini di cattura, vengono svelati 120 gli autori di 120 omicidi, quindi si arriva al processo, al maxi processo, la cui prima sentenza se non sbaglio della fine del 1987, quindi 1985 Beppe Montana ha un ruolo fondamentale, è il capo della sezione catturandi, quindi ha il compito di snidare i latitanti, quindi di andare a colpire ciò che il magistrato doveva attuare ciò che il magistrato aveva deciso di fare. Quindi siamo nell'estate dell'85, c'è la reazione della mafia nei confronti di questa offensiva dello Stato, una reazione violentissima. Non più tardi di 10 giorni dopo verrà ucciso anche un altro grande personaggio come il commissario Cassarà, con l'agente Roberto Antiochia. Ecco, quindi siamo in questa fase qui. Il racconto suo su quegli anni, su quel momento, su che cos'era Palermo. Io ho letto oggi il libro di Attilio Bozzoni, Uomini Soli, un libro fondamentale che ci ha anche incorporato un DVD da vedere, venne pubblicato dalla Repubblica 2 o 3 anni fa. In quel momento lì che cosa rappresentava fare il poliziotto in quel modo, in quella Palermo, e lei può raccontarcelo come fratello di Beppe. Sì, no, credo che si senta, perché io ho una voce di solito bassa. Per me intanto volevo ringraziarvi, perché per me è un piacere venire a raccontare la storia di Beppe così apparentemente lontano, ma in realtà non siamo così distanti, perché la storia delle vittime della mafia accomuna sia noi siciliani ma anche tanta gente del nord. Io vengo in una regione dove uno dei ragazzi che ha accompagnato Falcone è stato ucciso, Eddie Walter Cosina, quindi come dire le vittime della mafia sono un po' dappertutto. Beppe non è il dirigente della Catturandi, Beppe è stato quello che ha inventato le sezioni Catturandi. Mio fratello è stato un ragazzo, un uomo molto molto fortunato, perché ha avuto una vita piena e ha avuto il dono forse più grande che un uomo possa avere, quello di fare il lavoro che aveva sempre desiderato fare da ragazzo, e c'era riuscito. Entra in polizia, che era appunto il suo sogno, ed entra in polizia e il suo primo incarico è proprio alla squadra mobile di Palermo. Siamo nel 1982, hanno da poco ucciso il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, e quando c'è un omicidio di mafia lo Stato di solito reagisce rafforzando gli organici della polizia. Beppe aveva vinto da poco il concorso e aveva chiesto di andare a Palermo. Fu mandato a Palermo assieme ad altri funzionari, ad altri suoi colleghi di corso. Gli altri andarono via da Palermo, alcuni chiesero di andare via da Palermo, altri furono, come dire, allontanati perché probabilmente non erano in grado di lavorare in quella squadra mobile. Beppe, quando va in quella squadra mobile, incontra subito Ninni Cassarà, che dirigeva la sezione investigativa, e fra i due scatta un rapporto, come dire, di lavoro, di amicizia. Incominciano a lavorare assieme, incominciano a conoscersi, incominciano a fidarsi fra di loro, e Beppe, come dire, incomincia ad avere i primi risultati, collabora con Falcone, Borsellino, in quel momento anzi inizia a collaborare col giudice Chinnici, è stato tra i primissimi funzionari di polizia, un dirigente della squadra mobile che per primo è andato nelle scuole assieme al giudice Chinnici a parlare, perché con Rocco Chinnici diceva che era importante far sapere a tutti chi erano e come vivevano i mafiosi, ma anche chi erano e come vivevano i poliziotti. E a Beppe a un certo punto gli dicono: perché non vai a dirigere la sezione narcotici?
e lui fa una controproposta, si inventa la sezione catturandi. È la prima sezione catturandi, cioè la prima sezione di una squadra mobile specializzata proprio nella cattura dei grandi latitanti che viene fatta in Italia. Questa probabilmente è stata una delle intuizioni professionali più importanti di mio fratello Beppe. La seconda intuizione professionale di quegli anni è stata una cosa che oggi ci può sembrare banale. Sapete che cos'è il reato d'associazione mafiosa? Il reato d'associazione mafiosa si basa sulla capacità di controllare un pezzetto del territorio e di riuscire a imporre, non solo con la violenza, ma attraverso la forza del gruppo, la propria volontà a tutti gli altri. Quindi Beppe diceva, un mafioso, un capo, non può stare lontano dal proprio territorio, se no perde il proprio potere. E quindi lui latitanti ne ha trovati veramente tanti, semplicemente perché li cercava, e li cercava lì. Anche questa è un'intuizione professionale che Beppe ha avuto, e forse anche per questo è stato ucciso, perché noi nel processo abbiamo dimostrato che prima di Beppe qualche altro funzionario di polizia cercava i latitanti in un palazzo che era stato abbattuto 5 anni prima di quella relazione di servizio, quindi voleva dire che non era mai uscito da quegli uffici della squadra mobile a cercare sul serio i latitanti. Mio fratello ha arrestato decine e decine di latitanti semplicemente perché li cercava, e li cercava lì e li trovava lì. E poi l'altra cosa che secondo me è stata veramente importante della vita professionale di Beppe, che secondo me è quella che ha rappresentato una vera e propria rivoluzione copernicana nei rapporti tra i movimenti giovanili e la polizia, quando loro per la prima volta, assieme appunto al giudice Chinnici, sono andati incontro ai ragazzi delle scuole, per la prima volta all'indomani dell'omicidio di uno dei più importanti collaboratori di mio fratello, un ragazzo che non viene mai ricordato, che si chiamava Lillo Zucchetto, un ragazzo di soltanto 26 anni che viene ucciso dalla mafia. Beh, ai funerali di Lillo non c'era nessuno, non c'era la città di Palermo, non c'era nessun ministro, non c'era nessuno a celebrare i funerali di un grandissimo investigatore della sezione catturandi di Palermo. E allora Beppe e Nini Cassarà si inventano il comitato Lillo Zucchetto, cioè decidono di andare incontro ai ragazzi delle scuole, e ai ragazzi succede un miracolo. A Palermo per la prima volta i giovani iniziano a fare il tifo per i magistrati e per i poliziotti. Questo cambia la storia del movimento antimafia tutto. È per la prima volta che si ha la consapevolezza di chi è il nostro nemico. I nostri nemici sono i mafiosi, non sono i magistrati e i poliziotti. E questo è veramente, credo, il... Però, come dicevo prima, allora un altissimo senso dello Stato, è una situazione difficile, estrema, in cui la vita è, però anche un senso di solitudine. Per esempio nel libro che citavo prima, quello di Attilio Bolzoni, c'è il dialogo di suo fratello che va a casa di Bolzoni e ha un momento di sfogo e dice mi sento solo nella questura, e quindi sono frasi che sono ricorrenti, perché lo dice Falcone, lo dice Borsellino, quindi la vittima, cioè poco prima di essere uccisa, ha questa sensazione di essere sicuramente abbandonato. Posso però provare a ribaltare il ragionamento di Attilio Bolzoni. Attilio Bolzoni secondo me è uno dei giornalisti più competenti in tema di mafia e di strategie di contrasto alla mafia, però io lo voglio dire, su questo tema non voglio essere d'accordo con Attilio, e notate che non dico non voglio a caso, ma credo che dovremmo provare a ribaltare i termini del ragionamento. Si viene uccisi dalla mafia perché si è lasciati soli, non lo testimonia soltanto la storia di Beppe, l'ha detto molto bene Carlo Alberto Dalla Chiesa. Quello a cui facevi riferimento tu, secondo me, è una cosa diversa, è la consapevolezza dell'essere uccisi, del rischiare la propria vita, che è una cosa diversa.
Questa consapevolezza l'hanno avuto tutti. Beppe aveva già dichiarato ai giornalisti: siamo poche decine, la nostra sede è a livello della strada, basta che si mettono qua di fronte, sanno tutti che faccia e che viso abbiamo. Quel filmato che avete visto era un tunnel scavato sotto l'autostrada Catania-Palermo, che era un deposito d'armi delle cosche. Quel poliziotto con i baffoni, oggi si può dire si chiama Pippo Giordano in polizia, fu allontanato da Palermo proprio perché le immagini di quel servizio misero a rischio la sua vita, perché Beppe, che il dirigente, era abbastanza conosciuto. Oltretutto Beppe le sue foto le aveva anche trovate dentro i blitz che andava a fare, quindi, come dire, aveva la consapevolezza di quello che poteva succedere. Ninni Casterà, che verrà ucciso 9 giorni dopo Beppe assieme a Roberto Antiochia, aveva dichiarato per l'omicidio di Beppe che in loro erano soltanto dei cadaveri, noi siamo solo dei cadaveri che camminiamo. Quindi la consapevolezza di quello che stava per succedere, che poteva succedere in loro, era altissima. Ma io credo che sono stati uccisi non perché erano soli, ma perché c'era il rischio che non rimanessero soli. Perché Beppe, assieme ai suoi ragazzi, e quando utilizzo questo termine ragazzi, non lo faccio a caso, perché andiamo a vedere l'età di queste persone. Beppe entra in polizia a 30 anni, primo incarico squadra mobile di Palermo, viene ucciso nell'85, cioè 3 anni sono stati sufficienti per rendere necessario l'omicidio di mio fratello. È terribile, è, come dire, secondo me la prova provata che la responsabilità non può essere soltanto di Cosa Nostra, di Totò Riina, di Provenzano e della cupola mafiosa. Probabilmente la responsabilità di questa morte sta dentro anche a quelle che sono delle sentenze ormai definitive. Mi riferisco alla sentenza Contrada, alla sentenza di Ignazio D'Antona, cioè il capo dei servizi segreti a Palermo e il capo della Criminal Porro sono stati condannati nel nostro paese con sentenza definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa. Dico con sentenza definitiva perché la sentenza Contrada, che è stato oggetto poi dal Tribunale europeo, che l'uomo riguarda semplicemente la condanna che ha avuto l'Italia per l'imputazione del reato, non fa venire meno il giudicato della sentenza emessa dallo Stato membro, quindi la responsabilità penale è accertata e la sentenza è definitiva. È definitiva. Quindi capite che questi ragazzi, Beppe che viene ucciso a 33 anni, Roberto Antiochia quando viene ucciso ha soltanto 23 anni, Lillo Zucchetto 26 anni, erano tutte persone che per Beppe, per Ninni Casterà avrebbero dato totalmente la vita. Gli facevano a Beppe e Ninni quella che si erano inventati, come dire, la scorta volontaria, rischiavano ogni giorno la vita perché avevano dei funzionari che non si tiravano indietro, che stavano sulla strada con loro. Quella era una squadra mobile, una sezione, sia la Catturandi che la sezione investigativa, la Catturandi diretta da Beppe, la sezione investigativa da Ninni Casterà, assolutamente erano delle sezioni coese fra di loro. Quei ragazzi credevano ed erano legati ai propri dirigenti, loro non erano soli, la gente di Palermo incominciava a fare il tifo per quei poliziotti e per quei magistrati. Pensate che cos'è l'omicidio La Torre? La Torre, anche lui viene raccontato da Attilio Bolzoni, del 1° maggio mi pare, no? da Attilio Bolzoni come un uomo lasciato solo. La Torre è stato ucciso probabilmente perché La Torre poteva non essere solo, perché La Torre era riuscito a portare migliaia e migliaia di persone a Comiso per fare la battaglia contro l'installazione dei cruise e si è intestata la battaglia per la pace nella nostra regione. Quel movimento pacifista che ha percorso le vie e le strade di Comiso poteva
continuare a percorrere le strade di Palermo e incarnarsi nel movimento antimafia. Questa era la storia di Pio La Torre, dell'uomo che ha scritto quello che era sino a quel momento soltanto una verità relegata ai rapporti della polizia, perché sino a quel momento la mafia, sapete tutti che è, come dire, ha una storia antica, antichissima, di centinaia e centinaia di anni, ma una nascita che è soltanto recente, perché la mafia viene riconosciuta nel nostro paese soltanto a partire dal 1982, soltanto a partire dalla legge Rognoni da Torre. Soltanto da quel momento c'è una norma nel nostro codice penale che si chiama 416, appunto perché prima non c'era e poi l'hanno messa bis. Solo da quel momento far parte dell'associazione mafiosa costituisce reato. Prima fare parte dell'associazione mafiosa era la stessa cosa che partecipare a un circolo di brigio o una società di scacchi. È da quel momento che diventa l'essere di per sé mafioso un fatto che costituisce reato. Quindi io, contrariamente all'opinione di Attilio, dico probabilmente sono stati uccisi non perché erano soli, ma perché rischiavano e correvano il rischio di non essere soli, perché che cosa sarebbe stata la storia non della Sicilia ma del nostro paese se ci fossero stati quel presidente della regione che è stato ucciso dalla mafia, quel presidente di tribunale che è stato ucciso dalla mafia, quei magistrati che sono stati uccisi dalla mafia. In quegli anni hanno ucciso tutto l'apparato, tutta la classe dirigente, tutti i vertici delle amministrazioni centrali e regionali dello Stato, dal presidente della regione al procuratore capo, ai poliziotti, agli agenti, alle persone civili. E volevo riflettere con voi. Tu hai sottolineato Beppe, sono tutti siciliani tranne Carlo Alberto Dalla Chiesa. In questo abbiamo visto, perché sì. dopo ci sono altri. No, ma volevo seguirti su questa strada per ragionare con voi e ricordare a tutti voi che cosa è successo qualche mese, anzi diciamo qualche anno dopo l'omicidio di Beppe. Dall'85, per l'omicidio di Beppe, a Palermo inizia un'avventura stranissima, che è quella del maxi processo. Proprio in quel momento si celebra il primo maxi processo ed è un processo che è stato troppo poco raccontato, perché è la prima volta che la mafia viene giudicata in quanto tale. Quindi è la prima volta che quella legge, la Rognoni da Torre, quella legge che ci dice che cos'è l'associazione mafiosa, che scrive il 416 bis, può trovare riscontro dentro un'aula giudiziaria. Ed è la prima volta che si celebra un processo alle cosche mafiose in Sicilia, perché tutti gli altri grandi processi erano stati spostati a Catanzaro o in altre regioni ed erano tutti finiti con la classica formula della insufficienza di prove, che nel vecchio rito era il certificato di laurea per chi era un mafioso. Il boss mafioso si vantava di essere assolto per l'insufficienza di prove. Col maxi processo di una corte, un processo dalle dimensioni mastodontiche, appunto maxi, con non uno ma due pubblici ministeri, non un collegio di giudici onorari, ma un collegio con il raddoppio dei giudici onorari, perché si poteva prevedere che qualcuno di loro potesse essere costretto a lasciare quell'incarico per minaccio, perché poteva essere ammazzato, e quindi si era utilizzata questa soluzione. Ma io mi chiedo, voi lo sapete chi sono i giudici popolari in questo processo? Che cos'è una giuria popolare? La giuria popolare è fatta da delle persone normali. La giuria popolare è fatta dal nostro macellaio, il nostro insegnante, il direttore di banca, il signore che ha la ferramenta sotto casa nostra. Sono delle persone normali che vengono chiamate a stare in quell'aula
per fare parte della giuria che condanna e porta a condanna definitiva quasi tutta quella che era la cupola in quel momento. E questo succede in Sicilia per la prima volta, e per la prima volta con un collegio fatto da giudici popolari, cioè da persone normali, tutte siciliane, ed è la prima volta che la mafia viene condannata e quelle condanne resistono sino a passare in giudicato. Questo per chiarire che noi siciliani non ci dobbiamo vergognare di niente, e come dire, noi siciliani abbiamo su questo una responsabilità in più, che siamo quelli che per primo abbiamo conosciuto chi sono e che cosa fanno i mafiosi, e per questo dobbiamo aiutare agli altri a riconoscere chi sono i mafiosi e che cosa fanno, perché della mafia che c'è qui, della mafia che c'è al nord, della mafia che c'è negli altri paesi, si ritarda sempre a conoscerla. I mafiosi purtroppo non è che sono dei marziani, sono delle persone assolutamente normali, e quindi i mafiosi stanno in mezzo a noi, vivono al nostro fianco, spesso sono perfino dentro la magistratura, perfino dentro la chiesa, perfino dentro la polizia, perché sono delle persone normali. Appunto per questo, se noi impariamo a riconoscerli, impariamo, come dire, ad attivare le sensibilità e attivare quel senso di responsabilità che dobbiamo avere tutti quanti, riusciamo a identificarli, a isolarli, a sconfiggerli e a combatterli. Senti, quando finisce di uccidere la mafia? Perché noi parliamo di anni in cui c'è un'escalation. Per esempio, ricordo un dato, nell'82, quando viene ucciso a settembre dalla Chiesa, praticamente c'era un assassinio ogni 12 ore, qualcosa del genere. Si arriva poi appunto alle sentenze del maxi processo, anche in Cassazione, nonostante il famoso giudice Carnevale, no, voleva impadronirsi di questa sentenza. Poi noi arriviamo negli anni, al 93, quindi alla morte di Falcone e di Borsellino nel giro di 2 mesi. Però dal 2000 in poi effettivamente non c'è, Palermo sembra una città tranquilla, la Sicilia anche, cioè, quindi è finita questa fase violenta. La vecchia mafia è stata eliminata, ci sono state le condanne, come abbiamo sentito dal maxi processo, e quindi finisce. Che cosa accade quindi? È quello che viene definito l'insabbiamento. Cioè, quando tu fai riferimento a quei morti sì, ci sono, come dire, tra le vittime innocenti, ma in quegli anni c'è quella che i tuoi colleghi definiscono come la guerra di mafia, no? Lo strapotare dei cordonesi, i viddani che conquistano la città di Palermo. In realtà non si è fatta una guerra, non c'è mai stata una guerra di mafia, perché c'è stato quello lì che, utilizzando un linguaggio diverso, sarebbe stata, come dire, un'esecuzione, perché nel campo dei perdenti, delle cosche perdenti, le vittime sono soltanto da quel lato, dalla parte dei cordonesi di vittime ce ne sono state pochissime, no? Quindi, come dire, una guerra di solito ha lo scontro fra le due parti. In quel caso si è parlato veramente, come dire, di un'esecuzione. La mafia, quando è forte, non uccide. Quando vi dicevo che bisogna... Adesso è fortissima. Sì, è cambiata, è un momento, come dire, oggettivamente di difficoltà, perché i risultati li abbiamo avuti, I risultati li abbiamo avuti. Noi dobbiamo sempre avere presente che abbiamo condannato i boss mafiosi, i capi mafia, i capi mandamento, come dire, i vertici di Cosa Nostra palermitana. Dobbiamo sempre avere presente chi sono e quali sono questi nomi, e di guardare le professioni e i lavori che facevano queste persone. Non si parla di quelli che in Sicilia si chiamano scassapagliari o gente con la coppola e la lupara. Si parla di primari d'ospedali, avvocati, liberi professionisti, ma tanti e tantissimi medici.
Questo per capire che cos'è la mafia oggi. E la mafia tende a non uccidere e uccide soltanto quando è necessario, ed è quello che bisogna far capire anche agli altri. Sapete che cosa è successo a Roma, no? Il processo che si sta celebrando in questi giorni a Roma, che ha avuto anche le prime condanne sull'anticipo dei dibattimenti, Mafia Capitale. Fiori del nostro giornalismo non tanto illuminato, mi riferisco per esempio a Ferrara, che dice: ma lì Pignatore sta sbagliando, non si può parlare di mafia, dov'è il sangue? La mafia c'è soprattutto quando non c'è il sangue, perché l'elemento costitutivo del reato di associazione mafiosa è la capacità di intimidazione. La mafia, e quando sei davanti a un mafioso, tu sai esattamente capire quel linguaggio e tu sai esattamente quello che deve essere il tuo comportamento. La loro forza sta in questa, nella capacità di pressione, nella violenza che ti esercitano senza commettere gesti violenti. Basta che pensate a tutti i film e nell'immaginario raccontato, anche utilizzando i film di seconda categoria, quelli che lavorano sugli stereotipi. Il mafioso non parla, semplicemente perché non ha bisogno di parlare e quindi non uccide se non è necessario quell'omicidio. Per uccidere in 9 giorni 2 dirigenti della squadra mobile di Palermo, un agente di polizia e l'unico sopravvissuto, Natale Mondo, verrà ucciso un anno dopo. Pensate che è una decisione che si può prendere a cuor leggero. Sapete che cosa vuol dire per i mafiosi un gesto del genere? Vuol dire che per buona parte dei prossimi mesi loro bloccano le loro attività semplicemente perché ci saranno più posti di blocco, più controlli, il territorio verrà controllato, loro dovranno andare in quella che chiamano la latitanza preventiva per non farsi beccare. Quindi le stesse cosche devono trovare delle motivazioni molto forti nei confronti degli uomini che andranno a uccidere, dei killer, degli esecutori per commettere degli omicidi del genere. Devono renderlo uno stato di necessità, e questo, se ci fate caso, si ritrova all'interno di tutti i processi di mafia. Un processo di mafia non ha mai un solo movente, ma sempre dei più moventi all'interno dello stesso processo, perché diverse sono le motivazioni che ti portano a quell'omicidio, non c'è mai una sola ragione. Vi faccio l'esempio sul processo che conosco meglio che quello di Beppe. Nel processo di Beppe diversi pentiti hanno dichiarato che sia Beppe che Ninni Cassarà avevano deciso di cambiare strategie, avevano detto ai loro uomini: non facciamo prigionieri. Più pentiti dicono: Beppe e il dottore Montana e Ninni Cassarà avevano dato mandato ai loro uomini di spararci. Ora, più pentiti dicono questa cosa. Io credo che questi pentiti che fra loro dicono questa cosa dicono e riportano una notizia che è vera. All'interno delle cosche girava questa voce: ma né mio fratello e né Ninni Cassarà hanno mai sparato a qualcuno, né hanno mai picchiato nessuno. Dopo l'omicidio di mio fratello ci sarà uno dei basisti che verrà ucciso e morirà sotto le torture, ucciso all'interno dei locali della mobile. In un primo momento tenteranno di addossare l'omicidio Marino a Ninni Cassarà, che invece non solo non c'era, ma Ninni Cassarà, che appartiene a quella storia di poliziotti che hanno reso forte il nostro paese, che è quella storia della polizia italiana che si riconosce da Boris Giuliano, cosa che è una polizia democratica, che è una polizia che fa quel lavoro perché difende i valori profondi di quello che è stato l'inizio del nostro incontro, della nostra Costituzione, perché l'alta polizia, che pure abbiamo visto
del nostro paese, quella che abbiamo visto a Genova, non ha nulla a che fare con la polizia che fa le investigazioni e che fa l'antimafia. Quella non è un'attività di polizia, quella è esattamente macelleria e basta, non ha nulla a che vedere con le cose, non ha nulla a che vedere con la difesa della democrazia e dei valori della Costituzione. E vi dicevo, quindi quella notizia era vera, loro non avevano mai né sparato né torturato nessuno, ma quella era la motivazione che girava all'interno delle cosche per rendere necessario anche al basista l'interesse a uccidere un poliziotto. La mafia non ha più bisogno di uccidere, si è inabissata, perché ormai è oggi una situazione veramente grave e pericolosa, perché oggi il problema non è più la mafia illegale e la mafia dei mafiosi, ma oggi il problema è la mafia legale e una società civile che è sempre più mafiosa. Oggi c'è nel nostro paese tanta voglia di mafia, oggi nel nostro paese si invoca la presenza della mafia, e la mafia oggi è presente non tanto nei mercati illegali, ma nei mercati illegali. Chiarisco meglio quello che è il mio concetto. Un mercato illegale è un mercato è per definizione finito, ed è per definizione il momento in cui la domanda e l'offerta si incontrano. Un mercato legale o illegale lo diventa rispetto ai servizi e ai beni di cui si discute. Se il nostro bene o servizio è illegale, il mercato è illegale, ma quella produzione di quel bene, io penso per esempio alla droga, no? Dai guadagni della droga non tutto potrà essere investito in droga, perché la domanda di quel prodotto in quel territorio finisce, quei soldi in più che tu vai a fare non li potrai investire in droga, dovrai investirli in altre attività, e queste sono le attività legali. Oggi la mafia da noi è presente nel settore dei trasporti, per esempio. Si parla del monopolio mafioso nel sistema della logistica, è presente nel ciclo del cemento in maniera storica, no? Il ciclo del cemento vuol dire le opere pubbliche, la costruzione, gli appalti, è presente con le ecomafie, il ciclo dei rifiuti, è presente nelle rinnovabili, per esempio, sui pannelli solari, l'eolico, è presente in tanti mercati legali. E la cosa più grave è che i mafiosi entrano in questi mercati non ricorrendo più alla violenza, perché ormai in un momento di grande crisi e di grande liquidità sono i cosiddetti imprenditori per bene, sono come dire, i cosiddetti colletti bianchi che, come dire, vanno a cercare, per avere successo nelle loro attività, le cosche e gli uomini delle cosche. Perché se io sono un ingegnere a Catania, nella mia città, e voglio di avere uno studio importante, so che se lavoro con la famiglia Santa Paola i miei progetti verranno approvati. So che se io voglio entrare nel sistema e nel mercato delle opere pubbliche devo fare parte di quel sistema. La mafia non è forte perché ha il monopolio della violenza, la forza della mafia sta esattamente nella capacità di fare bene il proprio lavoro, che è quello della mediazione degli interessi tra la politica, la burocrazia, gli imprenditori. Loro ti mettono a disposizione i soldi, il controllo del territorio. Controllare il territorio vuol dire non solo controllare e avere le risorse economiche dall'imposizione di quelle che sono le attività tradizionali della mafia, l'imposizione del pizzo, ma vuol dire controllare perfino i voti delle persone, quindi controllare il consenso che diventa manifestazione di volontà e possibilità di scelta e di indirizzo dei finanziamenti pubblici. E quei finanziamenti che diventano progetti devono essere approvati da delle persone in carne e ossa, no?
quelle persone interne nostre sono gli uomini degli apparati burocratici, siamo noi dirigenti della regione, sono quelli del comune. La forza della mafia sta nel renderci contenti quando il governo fa, l'amministrazione regionale fa una legge dove c'è una sanatoria delle opere abusive. Noi siamo contenti perché ci saniamo la nostra verandina sul nostro balcone. In quel momento le mafie stanno sanando la loro speculazione edilizia sulle coste, per esempio di come dicevamo poco fa a cena a Scala dei Turchi, o l'idea di fare nella mia regione, sapete, in Sicilia, come dire, se c'è un problema che il cinema ci ha rappresentato, uno è quello del traffico, lo sapete con Benigni, dall'altro mi sembra che a differenza di queste regioni in Sicilia c'è un po' di problemi con l'acqua, no? Questa notizia vi è arrivata a voi? Beh, il turismo in Sicilia lo vogliono fare con i campi da golf, con il green. Un prato, un campo da golf ha bisogno di un po' d'acqua, può essere un modello di sviluppo sul turismo, perché esattamente in quei posti meravigliosi di cui discutevamo con Paolo, il progetto che volevamo realizzare è il campo da golf a Sciacca, vicino Scala dei Turchi, perché in un posto dove il sindaco va in televisione per dire comunico alla nazione che finalmente l'acqua arriverà nelle vostre case una volta ogni 15 giorni. In un paese civile ci sarebbe stata la rivolta. Lì ad Agrigento viene considerata una conquista, una vittoria. Questa è la nostra terra. E questa capacità di non renderci conto di quello che vuol dire convivere con le mafie, di che cosa sono le mafie, di come le mafie stanno entrando dentro la nostra testa e ci fanno sembrare normale quello che è normale non è. Quindi adesso noi in effetti con queste cose entriamo nell'attualità, in come viene vissuto tutto questo, e quindi al tema della serata, no? Come un funzionario pubblico, quali sono i problemi che deve affrontare, quelli che ha dovuto affrontare. Come c'è stato un caso clamoroso col consorzio industriale, mi sembra, di Catania. No, guarda, io devo dirti, paradossalmente io ho una difficoltà rispetto a quella che dei miei colleghi, perché col fatto che sono il fratello di Beppe, qualsiasi attività vado a fare io nella mia amministrazione vengo considerato come quello che ha la fissa della legalità, insomma, no? Il fratello. Essendo anche un esponente di Libera, di cui parleremo fra un attimo. In realtà io faccio il burocrate deve cercare di fare bene il suo lavoro e ho le difficoltà che hanno tutti gli altri, perché ne parlavamo, la complessità è che ormai non c'è più una linea netta di divisione tra ciò che è illegale e ciò che è illegale, tra ciò che è mafia e ciò che non è mafia. Questa linea diventa sempre più sottile, spesso è invisibile. E noi funzionari pubblici, noi dirigenti pubblici, lavoriamo in un contesto dove ci troviamo dentro meccanismi che sono mafiogeni e che sono mafia, senza avere la consapevolezza di quello che andiamo a realizzare. Ma cerco di essere ordinato in quello che cerco di socializzare con voi. Fare bene il proprio lavoro, e mi ricollego con quello che era il lavoro di Beppe. Beppe, come dicevo, faceva bene, era un bravissimo poliziotto, è stato necessario ucciderlo per le mafie, perché arrestavi i latitanti, e li arrestava semplicemente perché li cercava. Ma la polizia anche allora non aveva dei mezzi, cioè oggi le investigazioni le fanno con degli strumenti che allora erano impensabili, no? Per farvi capire della cosa. Proprio Attilio Bolzoni, che è un nostro caro amico, in un campo di una cooperativa di Libera sul bene confiscato intitolata a mio fratello,
è venuto a un certo punto ai ragazzi, ai volontari che lavoravano sul terreno confiscato, scusami se faccio questa piccola divagazione, ma non sono ordinato, sono sempre stato disordinato, ai volontari che lavoravano sul terreno confiscato e che facevano la formazione in quel momento con Attilio Bolzoni: apri il portafoglio, tira fuori dal portafoglio la carta di credito della American Express. Dice: questa me l'ha venduta il dottore Montana. Era la carta di credito che Beppe, Nini, Casserà piazzavano a tutti i loro amici, perché allora il Banco di Sicilia, che oggi si chiama Unicredit, allora c'era ancora il Banco di Sicilia, aveva lanciato una sorta di concorso a chi faceva aprire più conti correnti e piazzava più carte di credito, regalava un computer. Quella squadra mobile non aveva un computer e quindi Beppe e Nini, per avere un computer, si erano trasformati in piazzisti del Banco di Sicilia. Per questo Attilio Bolzoni, a distanza di 30 anni, ha tirato fuori quel pezzetto della carta di credito. Non funzionavano le macchine, oggi come allora, c'era soltanto una macchina che dividevano nel cortile della squadra mobile con accordino che era degli omicidi. E io mi ricordo le scene, era chi ci arrivava prima per quella macchina quando succedeva qualcosa. Non avevano i binocoli e si facevano prestare dall'ottico sotto casa, non avevano i mezzi e si facevano prestare le moto e le macchine dalla fidanzata. Questo qui è costata la vita di Lillo Zucchetto, che è stato, come dire, visto a Ciaculi, il quartiere dove lui viveva, proprio da Pino Greco Scarpuzzetta, che è quello che ha ucciso Lillo ed era anche uno dei killer di Beppe. Voglio dire, erano delle persone, dei ragazzi che vi ricordo quell'età, 23-26 anni, sapete cosa facevano? L'amministrazione non aveva i soldi per pagare gli appartamenti, per fare gli appostamenti. Quei ragazzi, assieme a Beppe, si tassavano di tasca propria per affittare gli appartamenti, per fare gli appostamenti. Insomma, erano degli uomini delle istituzioni, degli uomini dello Stato, che probabilmente non tutte le istituzioni e non tutto lo Stato come istituzione si meritavano, ma che non si fermavano davanti a niente. Se c'era una difficoltà non si fermavano e non dicevano non la posso fare, ma dicevano che cosa posso fare per superarla. E anche per questo sono uccisi, perché non si fermavano mai, facevano quel lavoro 24 ore su 24, insomma non erano degli sbirri a tempo, erano dei ottimi funzionari dello Stato. Così come dei funzionari dello Stato vi voglio raccontare e citare semplicemente due nomi che non sono mai ricordati. Una persona che si chiama Franco Martone, che era il responsabile dell'ufficio registi di Foggia e che era il papà di Daniela Marcone, che oggi è la rappresentante di noi familiari di vittime di mafia che ci riconosciamo dentro Libera. Daniela perde suo padre, che non è né un poliziotto né un magistrato, è un dirigente dell'ufficio registi di Foggia, che ha presentato una denunzia nei confronti del suo stesso ufficio e che viene ucciso negli anni '80 a Foggia. Probabilmente viene riconosciuto come il primo funzionario pubblico ucciso dalle mafie. Oppure vorrei ricordare un altro funzionario pubblico che è Demetrio Quartone, ucciso in Calabria, e il suo compito era quello di essere, la sua responsabilità era quello di essere un ingegnere che si occupa, è un ispettore del lavoro, che insomma aveva un'idea del lavoro e della pianificazione del ruolo della politica e del ruolo dei funzionari leggermente diversa da quella che veniva praticata in Calabria. Diceva, aveva scritto, che in Calabria c'era un'imprenditoria, quella fatta dai palazzinari, che definiva un'imprenditoria di rapina, e che mancava la capacità di progettare e di controllare, di pianificare le opere pubbliche e le costruzioni e lo sviluppo del territorio. E l'ha fatto con denunce pubbliche
interventi pubblici sui giornali che io vi invito ad andarli a cercare su internet, per esempio sul sito Stop 'Ndrangheta, per conoscere qualcuna di queste storie come quella di Demetrio, che sono delle persone che, come dire, come mio fratello, la differenza tra loro e mio fratello è che mio fratello era un poliziotto e quindi sapeva i rischi che correva ed era pagato per correre quei rischi. Queste sono persone, come dire, che avevano scelto di fare un cosiddetto lavoro tranquillo, erano semplicemente dei burocrati. La mafia è questo, ti avvolge. E noi burocrati, noi funzionari pubblici, spesso abbiamo una logica, una mentalità che è quella a intermittenza. E la logica è quella che, come dire, la propensione a delinquere delle cosiddette persone per bene. Noi a volte assumiamo dei comportamenti senza pensare esattamente a quello che facciamo, perché ci adeguiamo al contesto che ci sta attorno. Vi faccio l'esempio più stupido di questo mondo. Se io vivo in una città dove non ci sono carte a terra, non butto la carta a terra, no? Se invece ho la sensazione di non essere visto e di non essere giudicato per quel gesto, probabilmente quella carta la butto a terra. Se noi consideriamo tante cose normali, considereremo normale anche l'illegalità e consideriamo normale perfino la vicinanza alle cosche mafiose. Nella mia città, me lo voglio dire, lo raccontavo a te questa sera, 3 mesi dopo l'omicidio di Beppe, quindi vuol dire che hanno ucciso Beppe, mio fratello, che era il dirigente della Catturandi, mi ricordo, 9 giorni dopo hanno ucciso il dirigente della sezione investigativa, era sempre la squadra mobile di Palermo, assieme a Roberto Antiochia, che era un agente che non lavorava più a Palermo, lavorava a Roma, ma era sceso a Palermo perché era una... Ed era in ferie, mi pare, tra l'altro, no? Quindi lui muore, sì, mentre fa una scorta, pur essendo... E insomma, che nell'omicidio di Beppe, dopo 3 mesi, fosse di origine mafiosa, secondo me potremmo, come dire, essere abbastanza d'accordo senza aspettare dopo 25 anni il processo, no? Siamo d'accordo che il poliziotto che ha come compito catturare i latenti è verosimile che sia la mafia. Quindi il fatto che il padre di questa persona decida di scrivere un necrologio dicendo: sapete che c'è, hanno ammazzato mio figlio, io non me lo devo ricordare, perché io, mia moglie e i miei figli, quello che è successo, la morte di Beppe la viviamo ogni giorno, ce la portiamo dentro il cuore, quindi facciamo chiediamo la pubblicazione di un necrologio a pagamento nel giornale della mia città che si chiama La Sicilia, e questo necrologio dice testualmente: ricordiamo alla collettività il sacrificio di Beppe Montana, commissario di PS, rinnovando il nostro disprezzo alla mafia e ai suoi anonimi sostenitori. Il direttore di quel giornale non pubblicherà questo necrologio, pubblicherà invece le lettere dal carcere del boss del capomafia Nitto Santa Paola, che è l'unica famiglia componente di Cosa Nostra palermitana. Riceverà nei propri uffici Ercolano, il cognato di Santa Paola, per rimproverare un proprio giornalista dalla presenza di Ercolano. Pubblicherà in quel giornale la notizia che Maurizio Avola si stava pentendo intorno all'omicidio di Pippo Fava, proprio determinando poi la ritrattazione di Pippo Fava. Quel direttore di giornale andrà poi, dopo 30 anni, verrà accusato di concorso esterno in associazione mafiosa
e per una decisione del giudice delle indagini preliminari verrà dichiarata la sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato. Aspettiamo le motivazioni per vedere se effettivamente queste motivazioni saranno convincenti o se è possibile fare un ricorso in Cassazione per poter avere anche nelle nostre città un dibattimento pubblico dove i comportamenti del direttore editore della Sicilia, dell'uomo che è il direttore editore e imprenditore, 84 anni, 84 anni, una delle persone più potenti e proficienti della nostra città, che viene accusato di concorso esterno, associazione mafiosa, meritano un dibattimento pubblico. Ma voi come famiglia vi siete... Noi ci siamo costituiti parte civile già all'udienza preliminare, però come dire dobbiamo verificare se la parte civile, io devo ancora verificare se la parte civile all'interno di un'udienza preliminare può ricorrere in Cassazione, perché l'azione penale è come dire, di disponibilità della parte pubblica, del pubblico ministero. Noi potremmo ricorrere per la parte, come dire, parte civile. Ora capite che noi siamo costituiti parte civile perché riteniamo di aver subito un danno e così è ritenuto lo stesso giudice che ci ha ammesso, ma non si tratta di un risarcimento economico, si tratta di un accertamento di verità e di giustizia. E quindi gli incontri, la mafia di incontri così, gli incontri facendo semplicemente il tuo lavoro, lo fai da funzionario ma lo fai anche da insegnante, perché voi immaginate cosa vuol dire fare il professore in una scuola dove hai il figlio del boss mafioso o comunque hai un ragazzo a cui hanno arrestato tuo padre o probabilmente quel ragazzo corre il rischio di finire in galera perché ha commesso uno scippo o fatto una rapina. La mafia l'incontriamo sempre. L'unica cosa che dobbiamo fare è, secondo me, avere sempre l'attenzione rispetto alle cose che viviamo e quindi ricordarci sempre dei valori di riferimento che abbiamo e dell'etica, perché in quella carta costituzionale ci sta scritto esattamente come si combatte la mafia e quei valori a cui fare riferimento. E i funzionari pubblici hanno il dovere ogni tanto di ricordarsela. Spesso siamo un po' troppo distratti e ce lo dimentichiamo, ma non solo noi funzionari pubblici, ce lo dimentichiamo tutti. I nostri comportamenti variano dai contesti e dai momenti. Se noi trovassimo tutti un po' di più tempo per pensare alle nostre azioni, ci rendiamo conto delle conseguenze delle nostre azioni. Io ai miei ragazzi ho fatto presente che noi abbiamo gli uffici un condominio, no? E ci portavano spesso delle cassette in regalo, dei panettoni per Natale, no? Che non è corruzione e non sono neanche doni di grande valore. Però dicevo, ragazzi, vi rendete conto che un problema è semplicemente di estetica? Cioè noi siamo dentro un condominio e siamo dei dipendenti pubblici. Con quello che si pensa dei dipendenti pubblici, ma per quale motivo noi dobbiamo dare adito a queste discussioni, a questi ragionamenti? Loro non erano dei corrotti se accettavano un panettone, no? Per Natale o una cassetta da dividere o cosa. È un problema semplicemente di estetica. Spostiamo la sensibilità un po' più in là, pensiamo per un attimo ai contesti in cui viviamo e gli effetti delle nostre azioni e su certi casi mettiamoci un po' più di testa. Cioè se abbiamo delle norme che ci permettono di fare e di riaggiustare delle situazioni e di dire guardate, ci sono delle persone che passano dei momenti di difficoltà perché le loro crisi, i loro problemi aziendali non sono derivati da delle incapacità, ma sono derivati da delle relazioni che derivavano dall'esterno, per esempio dalle cose. Questa è la vicenda a cui facevi riferimento tu. A me è capitato, mentre ero il commissario straordinario all'ASI di Catania, di trovarmi davanti alla richiesta del mio dirigente generale che mi diceva di revocare
un lotto che era stato assegnato a un imprenditore. Mi prepara la delibera, io chiedo a questo signore di presentarmi una memoria perché gli comunico che gli sto per revocare il lotto. Questo signore viene a parlarmi, vengo a sapere che è un imprenditore che ha denunziato dei mafiosi, e quindi, come dire, dico, mi spieghi meglio questa cosa. Dico, guardi, facciamo una cosa, lei me la metta per iscritto, io la giro alla prefettura, la prefettura mi dice se questa sentenza è diventata esecutiva oppure no, che cos'è. Così abbiamo fatto, la prefettura ci ha risposto, io non solo non gli ho revocato quel terreno, ma io ho raddoppiato i termini, gli ho lasciato quel terreno perché quel signore non aveva completato il suo investimento perché aveva subito delle estorsioni da parte delle cosche, aveva denunziato, aveva fatto condannare questa persona, era nelle condizioni di poter accedere alle norme sui benefici, sulla normativa anti-racket. Non dobbiamo aspettare che le cose ce le dicono gli altri. Se tu ti metti, come dire, ad ascoltare le persone e a capire che cosa c'è dietro quella cosa, le soluzioni si trovano. E questo vuol dire fare antimafia? No, questo vuol dire semplicemente fare il burocrate in maniera coscienziosa. L'antimafia è semplicemente fare bene il proprio lavoro. Cioè, un insegnante a scuola che fa il suo lavoro non fa antimafia, fa un'antimafia importantissima. Fa l'antimafia che è quella che diceva Bufalino, per citarne uno famoso, tra le cose: la mafia non sarà sconfitta dai poliziotti, ma sarà sconfitta da un esercito di maestri elementari. Non sono battute e non sono paradossi, è la realtà, perché se tu metti una persona nelle condizioni di scegliere, sceglierà sempre per il bene di se stesso e del proprio territorio. A noi ci impediscono di scegliere, ci impediscono di essere felici, e per questo è che siamo dalla parte della mafia, perché se noi, come dire, perseguissimo un po' di più l'interesse nostro, che è anche l'interesse collettivo, capiremmo che dobbiamo rispettare le leggi e le norme, non perché abbiamo paura di andare in carcere o di subire una sanzione, ma perché quel rispetto di quella norma ci serve ed sentiamo una cosa che è giusta. Non per, la legalità non è quella che ci mostrano e che mostrano i nostri figli tante volte con gli stessi progetti a cui, come dire, non partecipava Beppe e il dottore Chignisi quando andavano nelle scuole semplicemente perché allora non esistevano, e quindi non andavano nelle scuole a dire: guardate, dovete rispettare le norme, vi dovete mettere il casco, non dovete fare uso di droghe perché sennò vi arrestiamo. Perché noi non dobbiamo creare una generazione di furbi, di gente che vuole aggirare le norme. Noi dobbiamo lavorare sui nostri figli perché rispettino quelle norme, perché le sentono giuste. Per questo è importante lavorare attorno a quei temi della Costituzione. Perché l'inclusione, quando tu mi dici che oggi in Sicilia non ci sono più morti violente, o ce ne sono molte meno, io non riesco a non pensare a quelle migliaia, centinaia di migranti che muoiono in quel mare. Io vivo in un'isola che è bellissima e quel mare ha il sapore e l'odore della morte di gente, di persone di cui noi non sappiamo né come si chiamano, né dove vengono, né da che cosa fanno. Sono semplicemente delle persone. E noi queste persone le chiamiamo clandestini, li chiamiamo nemici, abbiamo paura, diciamo che sono dei potenziali terroristi e che vengono a rubarci il nostro lavoro, quando sono quelle persone che troviamo sfruttate, qui sì, loro dalle mafie, nelle campagne di Siracusa, nelle campagne da Ragusano, sulle strade di Catania ci sono delle ragazze che sono splendide, basta vederle che ti rendi conto che sono quasi tutte minorenni, sono quasi tutte ragazze nigeriane che transitano nella nostra isola per essere dirottate nei mercati olandesi, perché in Olanda la tratta delle nigeriane vengono considerate più appetibili.
Tutto questo non sarà gestito probabilmente direttamente dalla mafia, ma non può avvenire senza la presenza o l'assenso delle mafie che controllano il territorio, perché noi dobbiamo stare ai fatti. Sul traffico delle persone non abbiamo contezza di interessi diretti della mafia siciliana, cioè di Cosa Nostra palermitana, non abbiamo evidenze processuali di questo tipo, però abbiamo le evidenze dei reati che commettono gli immigrati, che sono reati minori e che sono riferibili al controllo dei traffici detenuti da Cosa Nostra. Non so per capirci bene. I reati fatti dai migranti nel nostro territorio sono ridicoli, sono i reati contro il patrimonio, sono i reati di truffa, quei reati però nascondono dietro degli interessi e dei traffici per la produzione di quei beni che vendono quelle persone, quelli sì che sono in mano a Cosa Nostra, che quelli sì che camminano sui mezzi di Cosa Nostra, quelli sì che hanno bisogno delle relazioni internazionali. Cioè noi abbiamo le mafie che globalizzano i delitti e noi non possiamo, nell'era della globalizzazione, riconoscere la libertà di movimento delle persone che vengono dalle parti dei paesi in difficoltà. A me sembra veramente assurdo, mi sembra un mondo senza né testa né coda. Senti, prima è stata citata Libera, no? Vogliamo spiegare, tu sei stato commissario di Libera a Catania, forse no? Commissario no, sono stato coordinatore. Sì. Ma quindi quando è nata e cosa rappresenta? Perché anche Libera un po'... No? Libera quest'anno ha fatto 20 anni. Il ciclone di qualche polemica recente. Sì, Libera in questo momento siamo assolutamente nel ciclone. Ci chiediamo anche noi di Libera perché, come mai, com'è possibile tutto questo, che cosa sta succedendo. Io posso raccontarvi quella che è Libera per me, che sono il parente di una vittima di mafia, che da migliaia di volontari di Libera è stato, come dire, coccolato e accompagnato nel proprio dolore, che ha conosciuto decine e decine di centinaia di altri parenti con cui ogni 21 marzo ci vediamo per ricordare i nomi dei nostri morti con la lettura del coso. Per me Libera è tutto questo, aver accompagnato la mia storia, avervi fatto incontrare le storie degli altri, avere reso possibile un'antimafia che non è un'antimafia soltanto raccontata, fatta di parole, ma è fatta dalle cose concrete. Parlare di legalità, parlare di lotta alla mafia, avendo in mano un pacco di pasta proveniente dai terreni confiscati alla mafia, parlare di legalità e di mafia sapendo che su quei terreni ci sono centinaia di ragazzi che ci lavorano e che si mantengono le loro famiglie col lavoro vero e pulito, su cui terreni vanno a lavorare d'estate migliaia e migliaia di ragazzi, e poi vedere tutto questo raccontato come loading dell'antimafia mi sembra che veramente si è perso il lume della ragione. Se voi prendete gli articoli che sono stati pubblicati su Libera in questi giorni e prendete gli articoli di qualche mese fa e togliete i titoli, sono esattamente le stesse cose. No? Oggi c'è l'holding dell'antimafia che gestisce e ha fatturati di milioni di euro. Qualche mese fa c'era lo stesso articolo dove dice: grazie a Libera le cooperative sui terreni confiscati hanno fatturati di milioni di euro. È lo stesso articolo, lo stesso fatto, cambia soltanto il titolo. Il fatto è uno: Libera nasce 20 anni fa raccogliendo le firme per rendere concreta la legge Rognoni-La Torre, per rendere possibile l'affidamento a fini sociali dei terreni e dei beni e delle aziende confiscate ai mafiosi. Anzi, quando Libera raccoglie quelle firme, oltre 1 milione di firme, non si limita a chiedere la confisca allora ai beni dei mafiosi, ma la nostra raccolta di firme e la nostra proposta di legge iniziativa popolare era
per la confisca dei beni provenienti dalla criminalità organizzata e dai corrotti della pubblica amministrazione. Questa era la proposta originaria, la potete vedere sui testi di allora. Allora si trovò l'unità soltanto per i beni tolti ai mafiosi, e lì abbiamo cominciato a fare un lavoro capillare sul territorio, che è appunto quello della promozione, innovando su queste procedure, chiedendo che non si arrivasse all'affidamento diretto di questi beni, ma che beni venissero assegnati attraverso dei bandi pubblici. E le cooperative che sono nate non sono di Libera, queste cooperative decidono se aderire a Libera oppure no, perché Libera promuove la costituzione di cooperative e l'assegnazione attraverso i bandi pubblici. E guardate che se si fossero ascoltate le proposte di Libera, per esempio sull'elenco degli amministratori giudiziari e sul principio di rotazione, quello che è successo a Palermo sulla vicenda della dottoressa Scaduto probabilmente non si sarebbe verificato. Quello che chiede da tanto tempo Libera, che è l'approvazione del testo che è pendente ancora oggi sulle modifiche sull'Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati. Ci sono delle normative che sono sicuramente da migliorare e su cui lavorare, ma non possiamo buttare tutte cose a mare. Dobbiamo individuare le responsabilità dei magistrati. E Don Luigi Ciotti, che è il nostro punto di riferimento, io lo dico subito, come dire, io non sono un credente, ma dell'incontro con Don Luigi Ciotti, Don Tonio, Don Marcello, i tanti preti di Libera, non sento la differenza tra me che non sono un credente e loro che sono dei sacerdoti. Sento il fatto che stiamo andando tutti nella stessa direzione e che vogliamo tutti, come dire, arrivare verso un unico obiettivo, che è quello della sconfitta delle mafie. I nostri riferimenti interni. Quindi cosa è cambiato nei vostri confronti, se qualche mese fa gli articoli avevano un tono positivo, adesso non te lo so dire, però ti dicevo, Don Luigi Ciotti quando ci vedevamo ci raccomandava sempre di stare attenti sui nostri territori, perché avevamo sentito le intercettazioni sulle possibili infiltrazioni dentro Libera, dentro le nostre cooperative. Noi siamo stati attenti, abbiamo adottato anche dei correttivi, perché che le mafie abbiano un interesse ad avvicinarsi a Libera lo riteniamo assolutamente possibile. Diciamo che sino adesso siamo stati più bravi di tanti altri ad accorgersi delle possibili infiltrazioni, le abbiamo sempre stoppate, però non ci si può chiedere a noi di stare sul campo se anche gli altri non vogliono fare la loro parte. Le mafie si possono sconfiggere soltanto se il pubblico e il privato, se le istituzioni e il privato sociale stanno dalla stessa parte. Per capire che cosa vuol dire combattere le mafie, perché non è una cosa che può essere delegata alle istituzioni o a noi di Libera o qualsiasi altra associazione. Da soli, a compartimenti stampi, non ce la si fa. Immaginate che cosa è stata la prima raccolta, la prima mietitura del grano alla Pacido Rizzotto a Corleone. Non si trovava una sola persona che fosse disponibile a guidare, non so come si chiamano, come dire, forse qua c'è qualcuno che... la trebbiatrice, perfetto. È dovuto intervenire l'esercito per acquisire quei mezzi. C'era la conferenza stampa con giornalisti che venivano da tutte le parti del mondo, era la prima volta che si raccoglieva il grano nei terreni di Brusca e di Reina, no? Immaginatevi che cosa c'era. Corleone era la capitale della mafia, a Corleone la General Motors va poi in quella cooperativa a presentare i propri modelli mondiali, cioè l'immagine di Corleone diventa nel mondo lo scenario dove viene presentata una macchina di una multinazionale dell'immagine dell'antimafia, di quello che cambia. Oggi quando si pensa a Corleone ci sarà chi pensa a Corleone e ai corleonesi di Totò Riina, ma ci sarà anche chi pensa alla Corleone delle cooperative di Libera Terra, del vino Placio Rizzotto. E sapete che cos'è il miracolo di Libera?
e che mentre prima, in quegli anni, nessuno voleva andare a lavorare nelle cooperative che portavano quel marchio perché avevano paura, adesso c'è la fila per andare a lavorare, soprattutto come stagionali in quelle cooperative, per un fatto semplicissimo, perché nelle cooperative di Libera ti pagano i contributi, e sapete che cosa c'è? Che in quei territori i perfili mafiosi adesso incominciano a pagare i contributi, perché adesso la gente di quei posti sono nei loro terreni che non ci vanno perché non li mettono in regola, perché c'è la concorrenza di Libera che mette le persone in regola. La legalità è anche questo. Adesso sono i mafiosi che copiano l'etichetta dei 100 passi e hanno una grafia simile, perché abbiamo dimostrato che con la legalità si tocca, si mangia. Abbiamo dimostrato che il lavoro sta esattamente in quella Carta Costituzionale. Il fine sociale è dare la possibilità del lavoro. Una delle presidenti della prima cooperativa nata col bando pubblico, appunto a Collone, che è la Placido Rizzotto, la Massimina, è una ragazza che è sulla sedia a rotelle, non è mai stata sul terreno, perché quelle ruote non possono camminare sul terreno e sul fango, ma con la sua capacità e con la sua volontà e con tutto il lavoro che vuol dire lavorare in una cooperativa di Libera, che vuol dire mettere in rete le scuole, portare le persone su quel terreno, non c'è soltanto il lavoro di sporcarsi le mani sulla terra. Non solo ha trovato la possibilità di avere il reddito, è diventata la presidentessa della Placido Rizzotto e si è adeguata alla sua casa di Corleone alle esigenze della sua vita con la sedia a rotelle. Questo è l'holding dell'antimafia. Posso essere un po' volgare questa sera, tanto avete avuto l'anno scorso Pino Magnaccio, quindi sì, come dire, se una cosa abituati, no? Voglio dire tutto, io mi sono rotti i coglioni di un paese che ha la retorica delle mani pulite. Noi abbiamo bisogno di un paese che ha bisogno delle mani sporche, abbiamo bisogno di sporcarci le mani, di mettere le mani nella terra, di lavorare nel profondo, perché abbiamo bisogno di calpestare quella terra che togliamo ai nostri prossimi, abbiamo bisogno di sporcarci le mani con le esigenze e i bisogni delle persone. Le mani pulite in questo momento ce l'hanno soltanto i mafiosi. Noi abbiamo raccontato per anni nelle scuole, no? Che per combattere la mafia dovevamo chiedere per esempio lo scontrino fiscale, no? Che è una cosa che dobbiamo fare ovviamente. Però qual è la realtà delle mafie oggi? La realtà delle mafie oggi nei nostri territori è che lo scontrino fiscale magari non te lo fa quel panificio che ha conduzione familiare che è in difficoltà, mentre la gioielleria o la parafarmacia sotto casa tua non solo ti fa lo scontrino, ma il vero problema è che continua a fare gli scontrini dopo che tira giù la saracinesca, perché quegli scontrini servono a riciclare il denaro. Le mafie sono questo, le mafie cambiano, se noi non cambiamo la capacità e non riusciamo a capire che cosa va. Noi ci rendiamo conto che le mafie sono nelle scommesse, nell'usura, e che a Napoli la camorra presta il denaro a un tasso inferiore a quello delle banche, quindi la camorra non fa usura, ti presta un denaro a un tasso inferiore a quello delle banche. Se non capiamo che cosa vuol dire quello che sta succedendo adesso, non riusciamo a cambiare le nostre categorie di pensiero, non le sconfiggeremo le mafie. Quella cosa vuol dire che l'unico reato che commettono può essere l'esercizio abusivo dell'attività del credito. Fanno quello perché in quel momento stanno riciclando e quindi in quel momento si portano la gente dalla loro parte, perché noi che strumenti abbiamo per togliergli quelle persone e dare una possibilità di avere un accesso al credito onesto se la camorra fa quella concorrenza in quel modo, non rischiando assolutamente niente. Le mafie investono nelle attività legali perché diminuiscono e abbassano i loro rischi, hanno il monopolio delle attività legali. La grande distribuzione nei nostri territori, le energie rinnovabili, perché hanno la presenza dell'attività dei mafiosi? Perché sono delle modalità in cui quei meccanismi trovano la massimizzazione
della loro della loro maniera di essere, non perché come dire, fanno innovazione tecnologica o cose di questo genere, ma esattamente perché fanno il lavoro delle mafie tradizionali. Per acquisire i terreni per fare la coltivazione dei pannelli solari devi mettere assieme più terreni, quindi avere la capacità di acquisire sul mercato dei terreni in quelle zone. E chi meglio di un mafioso ha questa capacità di rastrellare sul terreno quei contratti? Chi meglio di un mafioso, una volta rastrellati quei contatti, li poter proporre a una società internazionale per andare poi a chiedere comunque, ascoltando questi discorsi, tanti di questi spunti li trovati nel libro che citavo anche prima, Mafia Nord-Est, che è un libro abbastanza inedito per i nostri scenari, sorprendente. Non ci sono ancora questi fenomeni, però ci sono tanti spunti tratti poi da un discorso ragionato sulla cronaca, perché la cronaca detta giorno per giorno non ti dà una dimensione complessiva. Tornando a Pino Magnaci, tra l'altro ricordo che l'anno scorso abbiamo fatto anche la sosta, perché non è il caso di quest'anno, anche se so che è lontano magari un po' di pipa forse più che di scherzo. Però ecco, l'anno scorso dentro il grande impegno di questo giornalista contro la mafia si notava, si avvertiva una nota molto pessimistica, no? Invece dalle parole che stiamo ascoltando, al di là del fatto della consapevolezza di tutto ciò che non funziona, però c'è sempre di fondo come una sensazione, non siamo all'anno zero, stiamo costruendo qualcosa. Anche nel racconto drammatico su questi ragazzi, su questi poliziotti morti negli anni '80, sono stati uccisi non perché soli, ma perché insomma attorno a loro stava accadendo qualcosa. Quindi penso che questo sia un messaggio importante che stiamo percependo. Non siamo all'anno zero, sono state fatte delle cose positive, sì, non è finita, la mafia è molto subdola, però siamo in un momento pericoloso, però come dire, aumentano le nostre responsabilità, cioè la forza delle mafie sta esattamente nella nostra responsabilità, nella capacità che abbiamo noi di organizzarci e di contrapporre. Il nostro paese, la storia di Libera, che è una storia di 1600 associazioni, lo dimostra. Cioè io attraverso Libera non solo ho conosciuto storie terribili di dolori infiniti di altri parenti, ma ho visto quanta bellezza c'è nel nostro paese, quante cose impensabili e inarrivabili ci sono e si muovono, quanta gente si spende nel nostro paese. Io ti dico soltanto quello, cioè l'unico motivo per cui ho un disagio a stare qui con voi stasera è perché ieri mio figlio è tornato da Auschwitz e vedere che un ragazzino a 15 anni fa di tutto per andarsene ad Auschwitz partendo la sera, arriva ad Auschwitz, arrivano a Cracovia, passano alla serata al ghetto di Cracovia, vanno l'indomani ad Auschwitz e ritorna a Catania, no? Da parte dei suoi compagni dice: ma perché andate a fare questa cosa? Vi volete fare la vacanza? No, a 15 anni prenderti 3 euro per quella cosa semplicemente, come dire, per ascoltare la testimonianza dei sopravvissuti di Auschwitz, credo che sia un segno dei tempi. E mio figlio non era solo, era assieme a altri 15 ragazzi ed avevano chiesto di fare questo percorso perché nella sua scuola ha dato vita a un presidio di Libera che è dedicato non allo zio, no? Ma è dedicato a Barbara, Giuseppe e Salvatore Asta. Io sono sicuro che voi non sapete chi sono, no? È una storia terribile, ma una storia di una bellezza e di una forza. Barbara è una mamma che vive a Trapani e deve accompagnare sua figlia Margherita e i suoi 2 fratellini gemellini che hanno 6 anni a scuola, perché Margherita quel giorno doveva essere a scuola presto, aveva un compito da fare. Come i gemellini Giuseppe e Salvatore sono dei bambini un po' tosti, un po' monelli, Margherita litiga con i suoi fratellini e gli dice alla mamma: vi faccio dare un passaggio dalla nostra vicina di casa. Margherita va a scuola. La mamma mette in macchina Giuseppe e Salvatore. Quella macchina
arrivati all'altezza di Pizzolungo, si mette tra una macchina posteggiata, la macchina con Barbara, Giuseppe e Salvatore, e la macchina del giudice Carlo Palermo. La mafia aveva deciso di uccidere il giudice Carlo Palermo. Salta in aria, la macchina di Barbara, Giuseppe e Salvatore gli fa da scudo, il giudice si salva, di Barbara, Giuseppe e Salvatore non rimane più niente. Margherita diventa orfana. Margherita è una bambina, una ragazza eccezionale che capisce che il suo nemico non era quel giudice che la mafia voleva uccidere, il suo nemico era la mafia, e quindi si impegna attraverso Libera, da visita anche lei al coordinamento di Libera, decide di incontrare quel magistrato, il giudice Carlo Palermo, e decide di chiedere assieme al giudice Palermo verità e giustizia sulla morte di Barbara, Giuseppe e Salvatore, e pensare che qui al nord ci sono tantissimi presidi dedicati a Barbara, Giuseppe e Salvatore, anche perché Margherita ha lasciato Trapani, non vive più in Sicilia, perché nonostante la mafia abbia distrutto la tua famiglia, e magari è una famiglia un po' più grande, dice lei, che appunto la famiglia di Libera, hai sempre la voglia di vivere. Margherita si è oggi sposata, vive in una città del nord, a Parma, e continua a combattere la mafia da Parma, coordinando i parenti dell'area del centro o nord per conto di Libera, oltre che fare ovviamente il suo lavoro come sempre. Libera, tutto questo, Libera sia uno dei patrimoni veramente profondi di questa nazione. Io quando sto tra i ragazzi e la gente di Libera, lo posso dire con un poco di cosa, sento di stare con la parte più bella di questo paese, perché sto con il ragazzo Tita delle Valli del Bergamasco che si occupa degli immigrati, credo con qualche difficoltà, con l'associazione che si occupa dei problemi della tratta dei minorenni, e semplicemente con il professore in pensione che ha un po' di tempo libero. Tutta questa umanità che insomma si mette in gioco, si mette a disposizione degli altri, è il senso di quello che c'è. E questo è quello che c'è dentro Libera, ma tutto questo non è solo dentro Libera, c'è nel nostro paese. Ho qualche ragione, credo, sensata di pessimismo sulla politica. Nel senso, vero, invece noi siamo totalmente, nel senso che, siamo assolutamente nel senso che è questo, che mentre, come dire, noi pezzi della società riusciamo e vogliamo ipotizzare il futuro, no? E ci poniamo il problema di come sarà questo paese tra 10 e 20 anni, credo che la politica, come la mafia, non si pone di quello che il tema di che cos'è il paese tra 10 e 20 anni, si pone soltanto il problema di come gestire quello che c'è e come raffare quello che c'è. No? Non so, guardate il problema tra l'imprenditore sano e l'imprenditore mafioso. L'imprenditore sano ce l'ha insegnato proprio Demetrio Quattrone in uno dei suoi scritti che trovate in questa cosa. A me ha colpito molto questa sua definizione dell'imprenditore. L'imprenditore è uno che pensa di realizzare un prodotto perché vede le potenzialità di quel prodotto nel lungo periodo, no? L'imprenditore mafioso è uno che deve realizzare quella cosa, piazzarla subito e incassare subito il profitto. Beh, noi abbiamo una politica, sapete chi mi fa pensare? Ve la ricordate la figura del sindaco pescatore? No? Di quel sindaco non lo conosceva nessuno, no? Io non lo conoscevo. Angelo Vassallo, il sindaco pescatore, no? In Campania. Quello è un sindaco che aveva pensato il modello di sviluppo del suo paese. Lì accanto c'è un paese dove c'è un sindaco che ha proposto nel consiglio comunale, dice: sapete che c'è? Per risolvere i problemi del nostro comune ho un'idea, utilizziamo parte
delle nostre indennità per giocare il Superenalotto. Cioè, capite? La politica diventa la botta di culo. Il modello è quello lì della fortuna, è questo che è la politica. La politica è progettualità, è progetto. Cioè la politica non è che sia un discorso divertentissimo, però si può fare un breve ritratto della politica siciliana, perché qualche mese fa anche noi che viviamo qui su estremo nord ne abbiamo sentiti di tutti i colori, ma guarda, brevissimo. Guarda, io penso di uscirmene con una riflessione amara. Due presidenti della regione, uno con una condanna definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa, che è uscito da poco dal carcere, se non avesse l'interdizione ai pubblici Cuffaro, e si ripresentasse alle elezioni, probabilmente sarebbe rieletto a mani basse. L'altro, quello che l'ha sostituito, ha una condanna per favoreggiamento di primo grado non ancora definitiva. Chi è subentrato, l'attuale mio presidente, come dire, non credo che abbia fatto buoni servizi a quella che si definisce antimafia, perché quando le parole vengono enunciate troppo spesso gli si perde un po' di forza. Le parole sono importanti e come tali devono anche un po' essere salvaguardate, utilizzate con un minimo di rispetto, un minimo, come dire, di amore. Se uno utilizza questi termini un po' troppo spesso, poi si finisce per fare un po' troppa confusione. Se voi dipinta quella che è la politica nella nostra regione, credo che sia un quadro astratto, ma non di un pittore bravo. Sì, ma è che sì, forse